Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Niscemi, la frana rallenta ma è ancora in movimento. La protezione civile frena sui tempi del rientro. Area di sicurezza 150 metri. Alcune case potranno tornare agibili, altre andranno demolite. E sulla frana la Procura di Gela ha aperto un fascicolo, conferma che al momento non ci sono indagati, ma non resterà contro ignoti. Il procuratore Vella, in sopralluogo a Niscemi, annuncia accertamenti su documenti e immagini satellitari per verificare eventuali responsabilità. Intanto un piccolo gesto di ritorno alla normalità. Oggi gli studenti sono tornati a scuola, nelle aule anche gli psicologi di Caltanissetta per aiutare soprattutto i piccoli a sentirsi al sicuro. Sull'emergenza maltempo il vice premier Tajani smorza le polemiche, incontra il governatore Schifani a Palermo e conferma i 100 milioni assegnati a Sicilia, Calabria e Sardegna sono per interventi di prima necessità. Lo Stato farà di più, ci sarà un decreto in tempi rapidi e lancia un pacchetto di aiuti per le imprese danneggiate che commerciano con l'estero. Palermo-Rissa in strada a colpi di casco, pugni e calci. A scatenarla una storia d'amore tra due diciottenni ostacolata dalle rispettive famiglie, un arresto e 5 denunce per 4 donne e un uomo. Etna Piano Provenzana sul versante nord di Linguaglossa, oggi impianti aperti, presi d'assalto dagli sciatori, non si placano le polemiche sulle strade chiuse perché mancano gli spazzaneve. Sant'Agata scatta a Catania il piano per la sicurezza nei giorni della festa della patrona della città. Su Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web da domani al via la maratona di 50 ore di dirette. Devoti tutti. Nuovo stop al derby Catania-Trapani, inizialmente rinviato al 7 febbraio. Adesso arriva una nuova ordinanza del prefetto per motivi di ordine pubblico e un nuovo rinvio. Andiamo a Niscemi che in questo momento è una osservata speciale è la frana, ancora prematuro, afferma il capo della protezione civile siciliano, dire quante case potranno essere restituite ai cittadini. La frana non si è ancora fermata anche se ha rallentato. Sentiamo tutto da Adelaide Barbagallo. La frana di Niscemi è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando. Lo ha detto il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, che ha definito prematuro definire ora l'orizzonte per il ritorno alla normalità. Osservata speciale, la frana viene monitorata anche con il supporto dei satelliti dell'Agenzia Spaziale Italiana e di quella argentina. Sistemi che daranno informazioni che aiuteranno a comprendere quando sarà possibile fare un ragionamento di lungo periodo. In questo momento la fascia di sicurezza resta quella di 150 metri, che è stata individuata come precauzionale. Ci sono case, spiega Ciciliano, che potrebbero essere restituite ai cittadini quando si sarà fatto un controllo preciso sul movimento della frana, e case che non saranno più utilizzabili e quindi non restituibili. Certamente le case che sono sulla frana vanno demolite o precipiteranno. Lo scenario futuro che prevedo, conclude Ciciliano, è che quella fascia, con la stabilizzazione della frana e l'analisi puntuale del sottosuolo, potrà essere restituita, anche se parzialmente, ai cittadini. Non guarderemo in faccia a nessuno. Il procuratore di Gela Niscemi per l'inchiesta per disastro colposo sulla frana. Nessun indagato per ora, ma l'obiettivo è capire se il disastro fosse prevedibile e prevenibile. Accerteremo responsabilità a qualunque livello, ha detto. Sotto la lente, costruzioni, gestione delle acque e scelte sul pianoro, con esperti universitari incaricati degli accertamenti. Sentiamo Gerri Italia. Ve lo dico immediatamente, al momento non abbiamo indagati, lo chiarisce subito il procuratore di Gela Salvatore Vella, arrivando in municipio a Niscemi per una riunione operativa sull'inchiesta aperta dopo la devastante frana che ha colpito il comune nisseno. L'indagine, formalmente ancora contro ignoti, punta a ricostruire a ritroso la catena degli eventi. Sotto la lente, senza fermarsi alle polemiche sui fondi contro il dissesto idrogeologico, finirà una mole enorme di dati raccolti dal 1997, data della prima frana, a oggi. Documenti amministrativi, immagini satellitari e dati radar dell'Agenzia Spaziale Italiana saranno analizzati con sistemi avanzati di intelligenza artificiale messi a disposizione dalla Polizia di Stato. Non abbiamo attualmente indagati, quindi il fascicolo resta a carico di ignoti
È inutile dirlo che verosimilmente questo fascicolo non resterà a carico di ignoti per lungo tempo, quindi saranno degli indagati, non ho detto a breve, andremo ad accertare, oltre che se l'evento era prevedibile, se era prevenibile, cioè se un evento di queste dimensioni poteva essere in qualche modo prevenuto. Due i filoni principali, il carico edilizio e la gestione delle acque. La Procura nominerà 3 consulenti universitari dell'Università di Palermo. Intanto l'avvertimento è netto, chi ha informazioni parli, ma solo in modo formale. Nessuna chiacchiera, solo atti ufficiali. L'obiettivo, ribadiscono gli inquirenti, è la tutela della Niscemi di oggi e di domani. Intanto oggi a Niscemi sono state riaperte le scuole, i ragazzi sono tornati in classe, un piccolo gesto di normalità, di ritorno alla normalità, a fianco a loro anche gli psicologi di Caltanissetta che seguiranno soprattutto i più piccoli per farli sentire al sicuro. Cambiamo argomento, ma rimaniamo in tema di disastri ambientali, basta con le polemiche sui fondi per l'emergenza del maltempo a sud, ha detto il ministro Tajani oggi a Palermo, dove ha incontrato il presidente della regione Renato Schifani e annuncia altri interventi e ulteriori fondi che arriveranno in seguito. Manlio Viola. Non solo 100 milioni di euro destinati ai primi interventi in emergenza, arrivano e arriveranno altre risorse. Si sta lavorando su tutti i fronti. Il presidente della regione Renato Schifani e il ministro degli esteri Antonio Tajani insieme a Palermo tendono a spegnere ogni polemica e rassicurare i siciliani. La concentrazione sottoscritta del governo Schifani e dei suoi assessori, che ringrazio, è su questo aspetto dell'emergenza. Poi ci sarà il tempo delle responsabilità delle polemiche, però per quanto mi riguarda l'attività primaria non può che essere questa. L'occasione per parlare degli interventi è stata data proprio dalla visita del ministro Tajani, venuto a presentare nuove misure dedicate alle aziende dell'export produttivo colpite dal ciclone Harry. Si tratta di un pacchetto di 315 milioni di aiuti che saranno erogati dalle agenzie ministeriali e da Cassa Depositi e Prestiti. Vi sono contributi a fondo perduto per i ristori, condizioni agevolate per l'accesso al fondo per la transizione digitale, esenzioni dalla presentazione di garanzia a fronte dell'erogazione di contributi e ancora rinvii dei pagamenti e le rate delle polizze assicurative con moratoria fino a 12 mesi, proroga gratuita di 6 mesi delle stesse polizze e un call center dedicato, mentre l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero, offre partecipazioni a fiere, consulenze e promozioni estere gratuite fino a un valore massimo di 1,5 milioni per la Sicilia. A seguire arriveranno altri fondi dallo Stato e dalla Comunità Europea, ma bisogna prima completare la ricognizione dei danni. I danni sono non soltanto quelli materiali, sono i costi per esempio degli sfollati che devono vivere fuori, quindi sono tanti aspetti, quindi bisogna fare un conto, ci vuole tempo per farlo, tempo non significa un anno, significa qualche settimana, perché anche per la richiesta da fare a Bruxelles serve avere un'analisi precisa. Dopo la Sicilia, Tajani si è recato anche in Sardegna e Calabria a presentare analoghi provvedimenti. Ancora i danni legati al ciclone Harry, questa volta quelli all'agricoltura, perché alla Piana di Catania i titolari delle aziende chiedono interventi urgenti. L'assessore regionale all'agricoltura San Martino dice: chiederemo sostegni anche a livello nazionale. Salvo Cona. Un faccia a faccia per fare il punto sui danni causati dal maltempo scatenato dal ciclone Harry. A Palagonia, gli agricoltori della Piana di Catania chiedono risposte concrete alla politica. A raccoglierle è il vicepresidente della regione siciliana e assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino. Abbiamo visitato insieme al sindaco e alle associazioni di categoria le aziende colpite, guardando anche al disastro e all'esondazione del fiume Gornalunga. Il governo farà sentire la sua voce ovviamente anche a livello nazionale e interverrà nel più breve tempo possibile sia a sostegno agli agricoltori sia per le infrastrutture della Piana di Catania. I danni causati dal vento, dall'acqua e da quei lavori che non sono stati completati lungo il corso dei fiumi, ha detto il sindaco di Palagonia, necessitano di aiuti rapidi e azioni concrete. Abbiamo chiesto all'assessorato di fare il punto qui, in un'assemblea, non in un convegno, in una passerella, in un'assemblea dove sono potuti venire gli agricoltori, hanno posto direttamente le domande, quelle domande che non li fanno dormire la notte, il mutuo si rimanderà, c'è la possibilità di avere aiuti dalla regione, quando, come e perché arriveranno questi aiuti.
Papà, mi stanno sparando. La chiamata shock ricevuta dal padre del ragazzo che era alla guida dell'auto crivellata da una raffica di colpi di pistola a Carlentini nel Siracusano. A bordo c'erano anche 2 amiche, una rimasta ferita. Al nostro TG il racconto di quei momenti di terrore. Sentiamo Francesco Loi. Lascia immaginare all'1:15 già di notte una chiamata di un figlio che dice papà vieni, mi stanno sparando. Una serata con gli amici che poteva finire in tragedia. Suo figlio è il ragazzo che nella notte tra mercoledì e giovedì era alla guida dell'auto crivellata da una raffica di proiettili. Un vero e proprio agguato mentre stava percorrendo questa strada a Carlentini per accompagnare 2 amiche a casa. Ad un certo punto è accaduto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. C'è stato uno scambio di persona perché la macchina era appena noleggiata da un paio di giorni, proprio 2 giorni esatti, quindi sparare così all'impazzata senza sapere chi fosse dentro la macchina, solo da incoscienti, solo da pazzi. Una ragazza purtroppo addirittura seduta dietro alle spalle di mio figlio è rimasta ferita, un proiettile gli si era conficcato proprio dal naso fino a raggiungere proprio la mandibola. Vivi per miracolo, il papà lo ripete più volte ed è andata bene anche alla ragazza rimasta ferita al volto. Il caso ha voluto che le 2 ragazze fossero sedute dietro. Il posto passeggero anteriore, infatti, in quel momento era libero. Avevano appena fatto scendere un loro amico che stava lì vicino. Appena sceso lui, manco 2 minuti, si sono trovati crivellati di colpi. E mi creda, a vedere da quanti colpi stavano in macchina, quando ho controllato dopo con i carabinieri e ne vedo uno proprio nel lato passeggero, proprio all'altezza della testa. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli autori dell'agguato, ma nel frattempo ci si chiede come sia possibile che possa accadere tutto ciò, per di più, come sembra, per uno scambio di persona. L'amore tra 2 diciottenni a Palermo scatena una faida tra 2 famiglie, una rissa con 15 persone coinvolte, ad avere la peggio 2 donne, una è ricoverata con il naso rotto, l'altra ha una ferita ad un orecchio. Sentiamo Marco Gullà. Calci, pugni, anche colpi di casco. Una notte di violenza a Palermo, in via Monfenera, nei pressi dell'ospedale civico. Una storia d'amore tra 2 diciottenni, ostacolata dalle rispettive famiglie che dopo i primi screzi si sono affrontati per strada. E di un arresto e 5 denunce il bilancio di una rissa in cui sono state coinvolte una quindicina di persone, scoppiata nel cuore della notte in via Monfenera. Ad avere la peggio sono state 2 donne, una è stata portata in ospedale con il naso rotto, mentre l'altra ha riportato una ferita a un orecchio. Il primo round è stato di mattina con uno screzio avvenuto nella zona del mercato di Ballarò. Poi la sera alle 22 la situazione è definitivamente degenerata. Dalle parole si è passate alle mani e la strada si è trasformata in un ring improvvisato che ha coinvolto 15 persone. Quando sono arrivati i carabinieri la situazione si era calmata, ma l'uomo di 32 anni ha tentato di riaccendere lo scontro cercando di avventarsi contro alcuni dei contendenti. Fermato dai carabinieri ha tentato di aggredirli, da qui l'arresto che è stato convalidato dal GIP di Palermo. Andiamo sull'Etna, a Piano Provenzana, sul versante nord di Linguaglossa, oggi impianti aperti e presi d'assalto dagli sciatori. Non si fermano però le polemiche sulle strade chiuse per mancanza di spazzaneve. Luca Ciliberti. Impianti aperti a Etna Nord. Dopo la falsa partenza di sabato scorso, mezza giornata di sci prima dell'arrivo del maltempo, il versante di Piano Provenzana prova ad approfittare della neve caduta copiosa in questi giorni per far partire la stagione sciistica. Al momento resta chiusa solo la pista anfiteatro per una formazione di ghiaccio che metterebbe a rischio anche gli sciatori più esperti. Stamattina, nonostante la giornata lavorativa, in molti si sono riversati sulle piste con la seggiovia Pusciò-Tanaurpi e gli ski lift Coccinelle e Monteconca che hanno cominciato a lavorare di buon mattino all'apertura. Restano invece le polemiche dopo i 2 giorni di maltempo che hanno messo a dura prova il sistema Etna. Mare neve bloccata a causa del ghiaccio, incidenti, parcheggi insufficienti e soprattutto mancanza di spazzaneve e spargisale in grado da rendere fruibili le strade di collegamento con Linguaglossa, Piano Provenzano e Nicolosi. Sul versante sud, infatti, la strada provinciale che da Nicolosi porta fino al rifugio Sapienza è stata chiusa al traffico a Piano Bottaro.
In una nota il deputato nazionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo parla di interruzione di pubblico servizio, perché sull'Etna gli spalaneve e i mezzi spargisali dovrebbero essere attivi 24 ore su 24 e lavorare anche la notte, soprattutto durante e in seguito a violente precipitazioni e caduta di neve abbondante. Nella settimana di Sant'Agata, prezioso attrattore di flussi turistici nel periodo invernale, la disorganizzazione e la mancanza di programmazione da parte di tutti i soggetti pubblici e istituzionali preposti a garantire una corretta fruizione dell'Etna espongono il territorio a critiche, come sottolinea Barbagallo, e a brutte figure internazionali. Il mistero dei 3 cacciatori morti sui Nebrodi, funerali rinviati e indagini che si concentrano sul 4º uomo che sarebbe stato presente nella zona degli omicidi. Orazio Longo. La zona è off limits giorno e notte. Oltre agli esami sui cadaveri, gli inquirenti continuano a cercare indizi sul luogo della strage. Chiarire chi quella mattina si trovava in zona, assieme ai 3 cacciatori trovati morti a Montagna Reale sui Nebrodi nel Messinese. Un contributo potrebbe arrivare dall'analisi dei numeri di cellulare che si sono agganciati alle celle telefoniche presenti nell'area. Rimane da chiarire la presenza del 4º uomo, il compagno di caccia di Antonio Gatani. Agli inquirenti sembra che abbia confermato che quella mattina era partito insieme alla vittima per andare a caccia, ma che poi l'avrebbe lasciato da solo. Ulteriori elementi potrebbero emergere dagli esami balistici e dai dati del GPS del cane di Gatani, rimasto, e questo è un fatto che suona singolare, in auto durante la battuta di caccia. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che nessuna delle ferite da arma da fuoco fosse compatibile con un omicidio-suicidio. La certezza potrebbe arrivare dall'esame dei proiettili recuperati se questi non dovessero appartenere a nessuno dei 3 fucili presenti sul luogo del delitto. E sono slittati anche i funerali. Le onoranze funebri avevano già sistemato i corpi nelle bare e affisso i necrologi, ma le esequie dei fratelli Giuseppe e Davi Spino, di 44 e 26 anni, e dell'82enne Antonio Gatani sono state rinviate a data da destinarsi. Alle famiglie è stato comunicato che le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che non ha ancora concesso il nulla osta. L'autopsia ha escluso l'ipotesi di suicidio o incidente. Tutte e 3 le vittime sono state colpite frontalmente da colpi d'arma da fuoco, uno dei quali esploso a distanza ravvicinata. La dinamica dell'omicidio e l'identità dell'assassino restano al momento un mistero. Parliamo adesso della festa di Sant'Agata che si avvicina, sta per entrare nel Club Mini bonificati, ingressi limitati in cattedrale, scatta a Catania dunque il piano sicurezza per la festa di Sant'Agata. Domani, primo giorno di festeggiamenti, sulla carrozza del Senato al posto del sindaco saliranno 3 ragazzini che hanno partecipato all'iniziativa Un gesto per Catania. Adelaide Barbagallo. Sicurezza e ordine pubblico a Catania durante i giorni della festa di Sant'Agata, bonificati centinaia di tombini e cassette degli impianti del gas e delle luci, tutti segnalati e sigillati. Lo vediamo in queste immagini. Il piano di emergenza prevede delle postazioni mediche, uno anche all'interno della cattedrale, ambulanze in Piazza Duomo e dietro la Basilica. L'ingresso dei fedeli in cattedrale avverrà dall'accesso laterale attraverso il cancello di via Vittorio Emanuele. La capienza massima prevista è di 3.000 persone per la messa dell'Aurora e di 2.500 per il pontificale. Monsignor Barbaro Scionti smentisce le voci riguardanti i presunti ingressi a pagamento per la partecipazione alle celebrazioni religiose in cattedrale. Desidero smentire queste voci che sono false, per ricordare che in cattedrale si entra e si può entrare per pregare, per le celebrazioni, sempre e soltanto gratuitamente. È stato così, è così e continuerà ad essere così anche dopo le celebrazioni di Sant'Agata. Domani sulla carrozza del Senato, al posto di sindaco e amministratori, così come voluto fin dal suo insediamento a Palazzo degli Elefanti da Trantino, saliranno 3 ragazzi, mentre la Candelora d'Oro è stata consegnata al sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera di Montesano. Per ridurre il traffico nel centro storico, il Comune ha introdotto tariffe di taxi agevolate. Fino al 6 febbraio, dalle 10 alle 20, è previsto un costo fisso di 10 euro da qualsiasi zona della città, valido fino a 4 passeggeri. E da domani, con l'inizio della festa, ritorna anche Devoti Tutti, in oltre 50 ore di diretta su Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web e i nostri social, il racconto e le immagini della festa di Sant'Agata, tra punti fermi e nuove sinergie di cui ci parla Roberta Lunghi.
Le immagini e le voci, i canti e le preghiere, la gioia e la fatica, il silenzio, il volto sempre in primo piano di Agata. Su Antenna Sicilia Telecolor, in streaming su Sicilia Web, sito e app e i social dell'intero gruppo editoriale, da domani e fino al 6 febbraio ritorna Devoti Tutti e il racconto della festa di Sant'Agata 2026 raggiungerà ancora una volta il pubblico di tutto il mondo. Un'edizione con tanti punti fermi e qualche novità che serve solo ad aggiungere contenuti, sinergie e consapevolezza di rappresentare la terza festa religiosa al mondo in un anno delicato per un intero territorio ferito. Anche RTL 102.5 aprirà durante i 4 giorni della festa molte finestre su Devoti Tutti per raccontare ai suoi ascoltatori e in radiovisione i momenti salienti delle celebrazioni. Un filo legherà anche Sicilia Web e il comitato dei festeggiamenti agatini con la pubblicazione online dell'app che consente di seguire la Santa. Dal team social arriva anche una serata speciale domani alle 17 sul palcoscenico del Gatto Blu, il talk in versione podcast Agata. Saranno più di 50 le ore di diretta a partire dal 3 febbraio, dalle 10 l'uscita della carrozza del Senato e l'offerto della cera e poi la sera in diretta dalle 19 il concerto e i fuochi da Piazza Duomo. Il 4 febbraio dalle 5 la messa dell'Aurora e l'emozionante uscita del busto reliquiario con il giro esterno del Fercolo. La giornata clou del 5 febbraio si aprirà in diretta dalle 10 con il solenne pontificale. Dalle 16 si attenderà l'uscita di Sant'Agata dalla cattedrale per poi iniziare a seguire il giro interno. Il 6 febbraio dalle 5 si tornerà in diretta per la salita di San Giuliano, il canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Come tutte le attese di un incontro speciale, in queste ore i devoti preparano il sacco, la scozzetta, i guanti e il fazzoletto, pronti a raccogliere l'invito del capovara Claudio Consoli a rafforzare il grido all'unisono e viva Sant'Agata, siamo tutti devoti tutti. Musica e cinema. La vita di Franco Battiato diventa un docufilm. Il lungo viaggio diretto da Renato De Maria ripercorre l'infanzia e la geniale evoluzione del talento musicale del maestro. Al cinema da oggi fino a mercoledì. Desiree Ferlito. Io da oggi ho deciso che farò successo. La vita di un genio, la voce di un maestro, il racconto del viaggio interiore di un personaggio eclettico, difficile da interpretare, impossibile da decifrare. Il lungo viaggio è il film sulla vita di Franco Battiato, non solo un cantautore, ma il guru della musica italiana. Un viaggio interiore in cui l'artista affronta una vera e propria ricerca consapevole che culminerà con un successo forse già predetto. Ti ricordi il tema che facessi all'elementare? Io chi sono? Ora, dopo tutto questo tempo, ci sei riuscito a capirlo? Al centro della trama è il racconto della sua infanzia, il difficile rapporto con il padre e l'evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri professionali più significativi che hanno plasmato la sua carriera come artista e il suo spirito unico e creativo. Io sono un fantasma post-apocalittico venuto dal futuro, ma... Colpisce ed emoziona la straordinaria somiglianza con Battiato dell'attore Dario Aita, che ha dichiarato di aver cercato di captare anche la postura interiore di Battiato, il che ha reso la sua interpretazione unica e autentica. È possibile che la nostra esistenza, quello per cui viviamo, sia solo questo? Già in programmazione nelle sale cinematografiche fino al 4 febbraio, il lungo viaggio è un omaggio emozionante che prova a sintetizzare un'esistenza complessa come quella di Battiato e lascia la sensazione che resti ancora una figura inafferrabile. Via, fai partire. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport e con un nuovo rinvio del derby Catania-Trapani, rinviato a data da destinarsi, il derby che si sarebbe dovuto svolgere al Massimino sabato 7 febbraio. Lo ha stabilito la Prefettura di Catania per motivi di ordine pubblico. Ci racconta tutto Sergio Colosi.
Il derby del Massimino Catania-Trapani, inizialmente previsto venerdì 6 e poi spostato dalla Lega sabato 7 febbraio, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione è stata adottata dal prefetto di Catania Pietro Signoriello per motivi di ordine pubblico. Non ci saranno infatti le condizioni ideali per garantire un adeguato servizio di sicurezza allo stadio, poiché gli agenti in quei giorni saranno impegnati per la festa di Sant'Agata. La Lega prenderà atto del provvedimento e il derby subirà un nuovo rinvio. In casa Catania intanto è tempo di analisi su come la squadra possa essere scomparsa dal campo dopo i primi 10 minuti e dopo il gol del vantaggio, sul perché in trasferta non si riescono a ripetere le stesse prove viste al Massimino, sull'assenza di reazione su alcune decisioni tattiche. A proposito, nel prossimo turno tornerà disponibile Casasola, mentre sarà squalificato Miceli, con conseguente diversa impostazione della difesa. Possibile attendersi Carnielutti centrale, con Elati Celli e poi Ierardi o Allegretto. Il Benevento ha fatto intendere a Caravaggio le qualità che possiede rimontando. In questa lotta al vertice, con la Salernitana che resta indietro, fermata in casa dal Giuliano, gli etnei hanno dimostrato di poter dire la loro, ma appunto serve ripartire. Nelle intenzioni del club il mese di febbraio deve servire ad arrivare al meglio agli scontri diretti di inizio marzo. La corsa continua anche dopo lo stop inatteso col Sorrento. Ancora una breve pausa, a tra poco per la chiusura. Bene, rientriamo in studio, non ci sono notizie dell'ultima ora per questa edizione di TG Sicilia, dunque è tutto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.